Samuel Cunin e Pieri Ghiat a giugno sulle colline, ie primavere. Dot Cisilis a disen a Samuel che domani è Pasche. Il Cunin all'assa il suo amico e al valli da Dialine a domandare un po' di us. Ma di ogni uf alle nasut un biel polezzut. Così al va a domandaio al Dindi. Dindi, ha tu us di dami? No, io sto covant. E al va li da ocie. Ocie, ha tu un po' di us di dami? No, a son nasudis tutti le occhiutis. Allora al va domandaio alle colombe. Ha tu un po' di us di dami? No, son nasuci colombucci. Al va a Ciri, prima le capasse e dopo le rane. Tartarughe, mi date un po' di us? No. Rane, mi date tu un po' dei tuoi us? No. I miei son piccoli e rotonci. Samuel al va a domandare us al chiaval. Ma il chiavale risponde: "Oh, non fasio mica uscio! A sei un chiaval? Neanch'io? Beh, a sei una chiavre? Beh." Le colombe aveva portato ai suoi amici un ramazzo di ulive per festeggiare le Pasche. D'accordo tu, Samuel, i domandano i suoi amici. Hai dichiarato da ius per pitturare e regalare domani. Gli amici di Samuel Cunin avevano tutti un ramazzo di ulive in mano e salutavano. Il chian ai dis, tu neorele. Valata alla stale, che gliele va chiute, che di dati une robe? Chist alle per te, Samuel. Grazie. Chist'uf io lo impacchetti ben. Lo metto sulle cariole e domani ai Pasche lo mangerai insieme a tutti i miei amici. Il dì di Pasche tutti insieme e hanno mangiato l'uff di cioccolate e dopo, passuti, beati e contenti, sono tornati sul prato a gioiare.